Benvenuti, oggi è giovedì 27 marzo 2025. Il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 18.17. La luna si leva alle 4.47 e cala alle 16.07. Oggi si celebra Santa Augusta. È la forma femminile del nome latino Augustus, che significa letteralmente maestoso o venerabile. Ogni anno il 27 marzo si celebra la giornata mondiale del teatro. L'idea venne proposta da un drammaturgo finlandese e la scelta di questa data non è casuale, ma coincide con l'inizio della stagione del famoso Teatro delle Nazioni a Parigi. Mariah Carey, la leggendaria cantante, festeggia oggi il suo 56esimo compleanno. Conosciuta per aver venduto oltre 200 milioni di album, Mariah è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica popolare ed è stata la voce dominante degli anni 90. La sua All I Want for Christmas la rende la regina del Natale ogni anno. Nel 2014 il Time l'ha nominata la cantante più popolare di sempre e nel 2015 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Quentin Tarantino, il celebre regista noto per il suo stile unico, celebra oggi i suoi 62 anni. La sua carriera è stata lanciata da Pulp Fiction, che gli ha valso un Oscar per la sceneggiatura, trasformandolo in un classico di culto. Tra le sue opere di spicco ci sono anche Kill Bill, Bastardi senza gloria, Django Unchained, film apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. Nel 2019 Tarantino ha diretto C'era una volta a Hollywood, vincitore di 2 premi Oscar. Cesare Cremonini festeggia oggi 45 anni. Ha raggiunto il successo con i Luna Pop grazie al singolo di debutto 50 Special, che ha venduto più di 100.000 copie in 3 mesi. Un giorno migliore e Qualcosa di grande sono altri suoi successi che hanno segnato la sua carriera. Dopo lo scioglimento dei Luna Pop, Cremonini ha intrapreso la carriera solista, creando hit come La nuova stella di Broadway, Logico e Una come te. Il 27 marzo 1975 segnò l'arrivo sul grande schermo di un personaggio destinato a entrare nella storia. Ugo Fantozzi. Creato dalla mente brillante di Paolo Villaggio, che si è ispirato alla propria esperienza lavorativa, questo ragioniere malcapitato ma profondamente amato ha catturato il cuore degli italiani. Fantozzi rappresenta l'italiano medio che lotta contro la burocrazia e affronta le piccole e grandi tragedie della vita quotidiana. Ma sapete che esistono dei pianeti in cui piovono rubini e zaffiri? Esistono infatti innumerevoli pianeti al di fuori del Sistema Solare ed altrettante combinazioni di pressione, temperatura e concentrazione di elementi diversi. Il Roasting Marshmallow, ad esempio, è un esopianeta che arriva a 2500 gradi Celsius. Qui piove metallo liquido, rubino e zaffiro. Si tratta di un pianeta così rovente da meritarsi il soprannome di Roasting Marshmallow, quindi caramella gommosa arrostita, in cui i metalli possono essere vaporizzati e trasportati verso l'alto nell'atmosfera, dove si raffreddano e cadono come piogge di metallo liquido, rubino e zaffiro. Buongiorno ai 12, protagonista della giornata oggi è la bella Venere che, un po' raminga in modo retrogrado, torna nel suo regno di esaltazione i pesci, abbracciando però Nettuno, che forse la distoglie un po' con i sogni, con i miraggi e la rendono un po' più confusa che mai. Vediamo un po' cosa succede nello zodiaco Ariete. Venere si allontana dai vostri gradi, esce e torna nel regno dei pesci. Ecco, non è assolutamente una perdita significativa in questo senso, forse perché in amore stanno prevalendo i sentimenti, anche se in maniera un po' confusa e un pochino fatta di sogni che vi chiedete se siano nella realtà oppure no. Toro.
La giornata di oggi vede il vostro pianeta Venere tuffarsi nelle acque di Nettuno. Questo per voi è un indice di sentimentalismo diffuso, un qualcosa che finalmente vi scioglie un po' e che vi lascia pensare meno meccanicamente di come Urano vuole per adesso con la presenza nei suoi gradi in maniera un po' meno pragmatica come voi Toro siete abituati a fare, più sentimento insomma. Gemelli, la giornata di oggi prevede Venere entrare di nuovo per un po' in quadratura col vostro segno zodiacale. Oggi un po' di confusione in amore e di incomunicabilità. Sentite forse il partner un po' distante a livello emotivo ed empatico. Cancro, la luna di oggi è stupenda, è in pesci, potentissima, ma anche Venere entra in questo segno zodiacale in moto retrogrado. Oggi una marea di fluttuazioni sentimentali vi confonderanno un poco, ma sicuramente sarà utile per capire in questo momento storico cosa veramente provate o ancora provate. Leone, una giornata oggi molto interessante, il Sole si distacca da Venere, che rimane il suo dialogo con Mercurio, che piano piano si allontana anche lui, ma sembra più sgombro il cielo e più puramente espresso nell'elemento fuoco. Oggi infatti vigoria e passione saranno i vostri dettami, anche perché la Luna ha dismesso la fastidiosa opposizione che vi rendeva un po' insicuri. Vergine, una giornata oggi che vede rientrare Venere nella schiera dei pianeti opposti al vostro segno zodiacale. È una Venere che però, abbracciata da Nettuno, tende a farvi avere dei ripensamenti emotivi proprio su sentimenti, su cosa provate o se il vostro rapporto realmente funziona o meno e quanto di illusorio c'è nella vostra dinamica sentimentale. È bene pure tenere conto dei tempi e delle promesse più o meno autentiche di chi con voi è in debito per qualcosa. Bilancia, la vostra giornata oggi vede Venere spostarsi dall'opposizione ai vostri gradi, si tuffa nel mare dei pesci abbracciando Nettuno dove c'è anche la Luna, per cui oggi la vostra Venere sarà non poco confusa e piena di un'altalena di ricordi, di passioni e di sentimenti che probabilmente rivedrete come in una marcord di emozioni a voi care, ma sulle quali rifletterete che forse potevate agire in maniera diversa. Scorpione, Venere rientra in trigono, seppure confusamente e convulsamente con un Nettuno così, forse per stimolarvi a lanciarvi in amore. Marte come passione funziona benissimo, se avevate dubbi sui sentimenti, oggi diciamo qualche percezione in più vi aiuterà a capire. Sagittario, Venere torna in quadratura per i vostri gradi, è una Venere assolutamente da saper gestire bene, di cui non raccogliere le provocazioni e neanche le confusioni. Se qualcosa non funziona, non saltate subito alle conclusioni, c'è area di fraintendimento, quindi prima di reagire studiate un po' bene la situazione e chiedete dei chiarimenti. Capricorno, giornata oggi molto interessante con una luna amica e con Venere che rientra a farvi prendere contatto di nuovo con le vostre nostalgiche emozioni. Sfruttate bene queste giornate perché l'unica verità che conta è quella che porterà alla marea sentimentale. Acquario, giornata oggi che vede Venere entrare di nuovo nel vostro campo visivo, non più comunicativo. Quindi cosa succede? Meno parole, più confusione affettiva, ma sicuramente la presa di coscienza che forse avete perso la testa per qualcuno. Abbandonatevi ai sentimenti, non può essere sempre solo fantasia. Pesci, la vostra giornata oggi è molto impegnativa proprio perché vi ritrovate di nuovo Venere a riparare nei vostri gradi, quasi spaventata del fatto che ha bisogno di forti certezze. Seppure nel vostro regno in esaltazione è una Venere un po' ferita, forse c'è qualcosa da sistemare o su cui ritornare a livello sentimentale e relazionale.
Oggi, 27 marzo, nel 1995, il mondo della moda è stato scosso dall'omicidio di Maurizio Gucci, erede dell'illustre casa di moda Gucci, avvenuto a Milano. Questo tragico evento ha segnato la fine di un'era per il brand e ha ispirato il film House of Gucci, che racconta le vicende e gli intrighi di una delle famiglie più influenti nella moda. In inglese si dice "Don't cast your pearls before swine", che in italiano significa non dare perle ai porci. Anche se potrebbe sembrare strano, questa frase proviene dal Vangelo, pronunciata da Gesù ai suoi discepoli. Il significato del messaggio era chiaro: non sprecate le vostre energie con persone che non vi ascoltano, che non sono in grado o non vogliono capirvi. Insomma, indica uno spreco di risorse quando i destinatari non sono degni di riceverle. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ultimo tango a Parigi, un film diretto da Bernardo Bertolucci e con un cast stellare che include Marlon Brando e la giovane Maria Schneider, diventato un simbolo di scandalo con tanto di processi e sequestri. La Schneider, allora agli inizi della sua carriera, sperava che il film le avrebbe aperto le porte della fama. Invece si ritrovò etichettata per una singola scena osé, un'ombra che l'ha seguita nonostante abbia lavorato con giganti del cinema come Antonioni, Zeffirelli e Buñuel. In cerca di riscatto da un padre mai presente, l'esperienza l'ha invece portata a un lungo periodo di instabilità psicologica. Anni dopo incrociò Bertolucci, ma la sua risposta fu glaciale: non ti conosco. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il mondo, così come l'abbiamo creato, è un risultato del nostro pensiero. Non possiamo cambiarlo se non cambiamo il nostro modo di pensare. In questa giornata proviamo a fare questo piccolo gioco che ci suggerisce il buon Einstein e proviamo a guardare le cose che ci circondano da un altro punto di vista. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi ci vediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.